Ma buonasera a tutti amici da Napoliello 87. Allora, ci siamo per il big match, la partitissima, tanta attesa tra Milan e Napoli. Fammi attaccare il microfono qua. Fammi attaccare a due cazzo. Buonanotte. Buonanotte. Ci siamo, dovrebbe esserci. Ecco. Ora mi piace, così mi piace più. Brava, fu brava così. Allora, voglio, allora questo leviamolo, che cazzo è sto banner qua? Non do voglia a te. Ecco qua. Buonasera Anna, buonasera. Abbastanza bene, dai. Te tutto a posto? Buonasera Matti e Forza Napoli. Buonasera a tutti ragazzi e Forza Napoli. Allora, continuo a non mostrare più. Vai Napoli, va! Vai, va! Da Chelsea! Vai Napoli! Ma che cazzo Napoli va? Siamo pazzi qua, oh. Facciamolo male, facciamoli male. Siamo i più forti, siamo i più forti. Ragazzi, lasciate like e condividete la live. Dai, stasera non ne prendiamo 4 come l'ultima volta, non ci voglio manco pensare. Ma a chi dice Prato, ma stasera facciamo male, siamo forti. Siamo positivi anche senza Osimhen, anche senza Victor. Sarà partita difficile, però siamo il Napoli. C'è il Pocio Lavezzi. Vedremo che siamo pronti a divertirci, soprattutto ricordandoci sempre che Milan-Napoli è stata e vuole tornare ad essere la finale del mondo. Sotto la cenere di un passaggio indimenticabile c'è un presente che brucia ancora. Vai Napoli, va! Mi è più forte, si mi è più forte, spacca la capa. Schiattam la capa. The Champions. Vai Radona, vai Diego, vai Diego. Tanti fotogrammi, uno dopo l'altro, tutti diversi per una storia indimenticabile.
filo teso che attraversa il tempo e i corpi. Fino ad oggi. È un ritorno in vetta. Quando tutti dicevano che qui ci sarebbe stato solo Napoli, vai! ma senza nostra Vai Napoli! Mamma mia! il presente luminoso. Ho già in mente come È uscito pazzo! Sei uscito pazzo, mamma! e sarà sorprendente. Napoli è più fuoco! Azione! Lasciamo volume perché se no c'è ban. Vai Napoli, va! Va, 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 va. Tiruriru. Ad ogni passo, solo in parete, in modo scalata, puoi contare su di noi. Ma che cazzo dici ancora? The Chelsea. Mamma mia, Carmen. C'è la pubblicità, Rino, si non mi bannano. Forza Napoli! Buonasera a tutti ragazzi, buonasera a tutti, buonasera Rino, un abbraccio, buonasera a tutti. Quando ci sarà l'inno della Champions, dovrò mutarmi perché poi già che andiamo l'inno della Champions, siamo uscito pazzi, vai Napoli, spacchiamo la testa al diavolo, mandiamola all'inferno, sarà una bellissima partita quella tra Milan e Napoli.
perché il Milan, come sappiamo, in campo europeo è tutta un'altra squadra, è una grande squadra, l'ha dimostrato, i giocatori ce l'ha, ma dall'altro canto c'è la capolista della Serie A, è il grandissimo Napoli, che sicuramente vorrà dimostrare che non è stata quella squadra contro il Milan, quella partita non giocata dal Napoli, che poi è andata a finire male per il Napoli. Non c'eravamo in partita lì, ovviamente i meriti al Milan per la grande partita fatta, ma questo sarà tutto un altro Napoli e ne sono sicuro. Anche se con le assenze pesanti di quella di Victor Osimhen e Giovanni Simeone. Sera a San Siro, Milano, è la serata dell'andata dei quarti di finale Champions League. Ma Napoli! Ragazzi, lasciate like, condividete, forza Napoli! Si è già chiacchierato come punta. Elmas, falso 9, Elmas. Intanto lo striscione del Milan, il diavolo che si piglia a Pulcinella. Guaglio, non piglia per culo Pulcinella, faccio ma Napoli! Si mette più forte, schiattiamo la capa, stiriamo. Mamma mia! Tanti ingredienti, li mettiamo tutti nel frullatore di San Siro, vedremo cosa uscirà fuori. Mi aspetto una grande partita spettacolare o magari una partita più chiusa. Ale, Napoli, ale. Sicuramente quella di voler decidere più Pioli, perché secondo me oggi viene giocare in casa deve secondo me far pesare quel 4-0 di Napoli. Ragazzi, per l'inno della Champions dovrò disattivare un attimo, Vabbè, Elmas staremo a vedere. Comunque non è male, però avrei preferito Raspadori, ma non è al meglio Raspadori. Niente. Ragazzi, per l'inno Champions disattivo l'audio se non mi bannano. Poi lo riattivo per la partita, ok? Intanto siete in 12 persone. Lasciate un like ciascuno che non vi costa niente, dai. Fate il suo piacere a Napoliel, dai. Forza Napoli! Vai! Vai now! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Lasci pazzo! Mamma mia, il cuore al cardiopano! Marocano! Ehi, la bucchina di soldi, te Calabria! Ti faccio male, Calabria, ti mando in Calabria! Ma Napoli! 11 leoni, 11 leoni. Devo disattivare, ragazzi, vediamo dopo l'inno della Champions. Ritorniamo dopo l'inno della Champions con l'audio. Vai Napoli! Vai! Si mette un po'! Scattiamo la capa! Si mette un po'!
Facciamoli vedere come si gioca a calcio. Fino ad oggi l'abbiamo fatto vedere. C'è stata solo quella partita storta. E può succedere. Facciamo vedere il vero Napoli questa sera. Il Milan, formazione Milan. Magnani in porta, difesa a 4 con Teo, Tomori, Kier Calabria. Avanti alla difesa, Tonali e Krunic. Tridente, dietro Giroud con Leao, Benasser, Brahim Diaz, Giroud prima punta. Il Milan con il 4-3-1, il 4-2-3-1, scusate. Ora andiamo a vedere il nostro Napoli. Il nostro Napoli dovrebbe giocare con il solito 4-3-3. Ci dovrebbe essere il Capitan Di Lorenzo, Kim e Rachmani insieme ad Olivera, penso che preferibilmente su Mario Rui, poi Zielinski, Anghissà, Lobotka, Lozano, Kvaratskhelia e prima punta falso 9 Elmas. Ecco, Mario Rui, non Olivera, Meret, Mario Rui, Minge, Ramani, Di Lorenzo, centrocampo Zielinski, Lobotka, Anghissà, tridente d'attacco, Kvara e Lozano sugli esterni, Elmas falso 9. Vai Napoli! Facciamola! Scattammola qua! Buonasera Andrea, buonasera e forza Napoli! Buonasera, che cazzo mi era aperto qua? Vai Napoli, vai, siamo tutti cari, che cazzo, Magnà! Mamma mia! Vado a uscire pazzi qua, Sì, perché Mannaggia la puttana, mannaggia. Vai Spallettone, va! Mamma roca. Ragazzi, lasciate like che non vi costa niente, non mi date bonifica. Fatelo per il Napoli. Più like lasciate e il Napoli vincerà. Grande lancio lungo, vai Napoli, è cominciata la partita. Mettiamo il banner che non l'abbiamo messo, eccolo qua. Siamo Napoli. Stesso palla, prova a gestire il pallino. Di Lorenzo, Lobotka, subito attaccato come è successo spesso con la partita di campionato con la Lozano. Sta partendo la sua soluzione, faccio a destra, Anghissà. C'è Di Lorenzo che aspetta. Vai Anghissà, vai! Oh! No, cazzo che vara! Mannaggia la miseria, mannaggia! Subito occasione. Ce lo siamo magnati, diciamo. Ce l'abbiamo magnato. Ma che ha fatto, mo? Mamma mia, va. Miracoloso di Krunic. Sulla scheda, porta sicura. Anghissà, spazza via. Subito palla col Napoli. Krunic spazza via. Opposizione della difesa del Milan. Centrocampista milanista si è opposto al tiro di Kvara. Peccato, Napoli già vicino all'1-0. Andiamo, Kvicia. Falli vedere come si gioca a pallone. Grande che sa, va Napoli, spacca la faccia. Si vecchio fuori. Anghissà che la palla centrale non si è fidata della presa Magnani. La manovra di Magnani su questo sembra non male. Potente ma centrale di Anghissà. Zielinski dalla bandierina. Il gruppo con Mario Rui forse viene dal suo sinistro e lei così. E dietro vanno anche Rachmani e Kim. Calcio d'angolo per il Napoli, c'è Mario Rui sul pallone. Zielinski scambia con Mario Rui in mezzo, Di Lorenzo, bravo capitano, vai così Napoli, vai così, vi facciamo male oggi.
li facciamo male. Questo è il Napoli che io conosco e dobbiamo tenere questo ritmo tutta la partita. Non sarà facile, però questo è il Napoli che voglio vedere. Cazzimma, cattiveria, voglia di andarsi a prendere il risultato. Kim, Lobotka, pallone per Elmas, ancora Lobotka, indietro per Mario Rui, vai Napoli. Anghissà, ma perde palla, ancora Anghissà, fa culo l'arbitro, fatto proseguire poi hai fatto. Se ricomincio Tomori prova a ragionare in Milan con lo stesso palla, però non è mai comodo perché Napoli è aggressivo. Oh, Piat Hernandez, va giù, sta solo Calà. Bravo Lozano. E sbagliano pure loro. Fa bocca. Capo e bastone, non ce l'ho un po' cazzo, cioè. Sì, Rino Kvara oggi lo vedo in palla. Peccato, lì ci doveva tirare la castagna, doveva buttare pure a Krunic in porta. Peccato per il tiro in porta, l'occasione da gol per il Napoli. Vai. Tanto siamo appena al sesto minuto. Cioè, ci sarà da divertirsi oggi. Ma che cazzo, però, fischi sempre roppa, bucchine, mamma mia, e c'è tutto proprio, arbitro. Grande giocata di Diaz, grande giocata di Diaz. Però, cazzo, o fischio, o fai giocare, decide. Prima fa venire l'azione, io non lo capisco, non lo so. Punizione Milan. Sarà che Kier, naturalmente, anche Tomori, c'è Leao, Giroud, Krunic, 5 del Milan dentro l'area. Eccolo qua. Punizione Milan, c'è Tonali sul pallone. Tonali, grosso e molto teso. Meretto! Mamma mia, come l'ho vista male. Meno male non c'erano uomini del Milan, Vai che vai. Nostra. Messa da fondo per noi. Andiamo, vai giù. Soffre anche lì, l'avete visto. Anghissà. Fortunato, io in ogni caso, fuori dalla lista Champions. Lungo per Lozano, troppo lunga. Sembrava potesse giocare Politano, invece ha vinto il ballottaggio il Ciuchi Lozano. Speriamo che è stata la mossa giusta mettere Lozano e che faccia una grande partita, come ha fatto con il Francoforte. Piglialo! Bravo Mario Rui. Grande Giovanni, non lo mollare. Grande, bravo Di Lorenzo. Cazzo però. Tutto chiuso per tutti. Tutto chiuso. Ragiona, preferisce Tomori. Tra le linee, c'è Giroud. Leao. Guarda, dall'altra parte poi il lancio è molto... Bene, va fa bocca, pure tu sbagli, Giroud. Che è girata. In Diaz occupano quella posizione dietro la Giroud, quindi il difensore non sapeva, visto la manica, non sapeva se uscire o rimanere dietro.
che rischia il chissà qua, però penetra bene. Adesso è Carpini per noi. Ci hai visto bene, Ambro, il camera proprio per la sera. Cioè, mi sentite? Riproviamo dopo, di Lorenzo. Vai, vai. Verso Paraschelli. Vai, Kvara, vai, Magnatini. Calabria, contro il doppio di Diaz. Vai, Kvara. Uno contro uno. Vai. Esiste dubbio, attenzione, ma se Paraschelli, deviazione. Vai Napoli, così, vai. Così, Kviscia, così. Fagli vedere come si gioca a calcio. Bravo Elmas, bravo Elmas. Andiamo Napoli. Altra occasione importante. Adesso la giocata. Vediamo il approccio per l'Italia. Intanto il calcio d'angolo, con dentro anche Film, Rachmani, molto vicini pure. Preparano un blocco, il nuovo blocco del calcio d'angolo. Non parte il cross. Tocca in mezzo intercettato. Brian Diaz, attaccato da Zelinski. A delle palle, in mezzo a due, semplice di questo fondo. Riproviamo adesso Carpini. Dicevo che il Massimo prima ci ha visto proprio bene perché il richiamo era per Benasser, sta faticando troppo a trovare la posizione attaccatura subito porta, l'ha chiamato a realità più volte. Quindi vediamo, forse questo è il motivo della protesta. Assolutamente il corpo. Alessandro Già. Per Spalletti fino a questo momento sono un grosso, enorme problema la pioggia, è uno che prende molti appunti, tira fuori dalla tasca un foglio, scrive con la penna, la pioggia cancella quello che è scritto, ha pallotto il foglio, se lo mette in tasca e ricominciamo la partita. Dai una mano. Chi è? L'attesa Tonali. Cos'è visto Massimo? Ma vedi come capita molte volte che viene una passa cronici quasi dal terzo centrale che sta per ricevere palla. Tonali fa il centrale davanti alla difesa, quindi deve essere in questa posizione, vorrei ir all'opposto. Vai, vai. Vai Zelinski. Mamma mia. Ha parato Magnan. Bravo Piotr. Questo è il Napoli che voglio, questo. Così, tirate da fuori. È vero che c'hanno un portierone loro, c'hanno sto Magnan, è veramente fortissimo. Ma grande Zelinski, questo è il Zelinski che voglio. Lo so che ce l'ha il tiro da fuori. Provateci che siete forti. Provateci. Abbiamo visto già il tiro di Anghissà, il tiro di Zelinski, il tiro all'interno dell'area di Kvaratskhelia. C'è, il Napoli è vivo e questo è il Napoli che conosciamo. Mamma mia, però. Vai Napoli! Sempre del tutto sul primo palo in questi casi attenzione di nuovo Mario Rui e Zelinski sul pallone, calcio d'angolo per il Napoli quando siamo al 12° minuto. Batte Mario Rui, sembra. No, è Zelinski. Troppo alto, troppo lunga per tutti. Ma c'è Kviscia. Ramani. Vai Kvara, vai Kvara. Mamma mia. Ancora il capitano, pallone alto, di testa di Lorenzo ci ha provato. Scese improvvisamente. Ora mi aggredito, però alla linea di passaggio per Tonoli. 13 minuti molto intensi. Soprattutto Napoli con conclusioni importanti. A cominciare da quella del primo minuto. Occasione clamorosa di Schieria, poi anche di Napoli. Volete soprattutto con atteggiamento in fase di riconquista del Napoli. Bel tiro di Zelinski, Rino. Dai, dai. Abbiamo iniziato bene, dai Napoli. Meglio noi che il Milan, questi primi minuti. Bravo Lobotka. Veloci, veloci, veloci. Vai Zelu. Vai Lozano. Vai capitano.
chissà, 1-2. Vai! Fila di Lorenzo, mette in mezzo. Mannaggia! Dall'altra parte, dalla scheglia. Vai, Suar. Dalla scheglia, raddoppiato, anche Krunic su di lui. Può tirare dei segni, anche lui, Mario Rui deve ricominciare. Andiamo Napoli! Vai chi? Napoli che gira palla. Vai di loro. No, cazzo, capitano, però. Napoli chissà. Ah. Buonasera Scialini Pereira. Buonasera. No, non posso, se no mi bannano. Mi dispiace, ma non posso. Ragazzi, lasciate like e ve lo dice il mio moderatore fedelissimo, Rino, che non vi costa niente, dai. Fatelo per me, dai. Non vi costa niente, ne state lasciando like. Siamo 17 persone in live e 9 like. E che là di 8 persone, addossate. Dai, un like non vi costa niente. Non è che mi state facendo un bonifico e 1000 euro. Un like è gratis, basta mettere il pollice sul ditino e a posto, è a posto. È finito là. Non paghi niente, fratello. E pari pure una po' stasera, ti divertono poco, oltre che guardare la partita. Sempre Krunic. Chiuso anche per la sette anni. Andiamo ad Alessandro Giacomo. Qui non so se siamo nell'ambito della scaramanzia o della passione più sfrenata, però quando esce un pallone Spalletti lo prende, se gli passa davanti prima di regalarlo ai suoi giocatori lo bacia e lo rimettono in gioco. Tonali. Vai! Cazzo! Meno bene però non era facile. Si sapeva che era una partita molto bella, tosta. Col Milan siamo solo all'inizio, poi sarà una partitona, sarà. Tra andata e ritorno ci sarà da divertirsi tanto. Forza Napoli! Forza Napoli! Il me più forte! Mamma mia, quando sei bella! Vai! Quando sei bello! Mamma mia! Soprattutto del Napoli magari di poter Forza Napoli! in realtà è tutto l'opposto, c'è l'idea sui primi 17 minuti di una squadra che vuole, insomma, è venuta qui per imporsi. Bravo Mario Rui, grande recupero. Ma dove però? Non va a sti cazzate. Recuperano un grande pallone e poi ti metti a farsi lancio lungo e merda. Non c'è sta Osimhen. E poi era imprendibile pure per Osimhen, diciamole. Buonasera Ersilia, come stai? Ersilia, tutto bene? Da quanto tempo? Infatti è tanto tempo che non ci vediamo in live qui, in chat. Spero che stai tutto bene, te e famiglia, che ha passato una bellissima Pasqua. E speriamo che questo Napoli ci regala altrettanto soddisfazione anche in Champions League, oltre che il campionato. Oh, attenzione. Vai, bravo il Mass. Ah, su Tomori te un culo rutto te. Stu Magnan ha fatto già due o tre parate importanti. Una su Anghissà, una su Zielinski. No, vabbè, poi c'era Krunic sul tiro di Kvaratskhelia. 3 tiri hanno fatto. Te Hernandez, che cazzo tutto? Oh. Una spinta leggera, dai. Non fare come Alexandro, dai.
il pallone, si riparte da Tomori. Pressatelo. Vai Elmas. Entrando un po' per entrare più in partita, non c'è riuscito fino adesso. Andiamo ragazzi. Dai che ce la portiamo a casa. Era scattato Leao, Kulic se l'è sentita, Leao si stava lamentando adesso. Calabria, Kier, Krulic. Si trova Giroud, il lancio dall'altra parte per Leao che lascia Vai. forse non se l'aspettava. Si fa sorprendere. Con questo sistema di gioco Leao è più portato ad accentrarsi per liberare la corsia a Teo Hernandez. Il Milan manovra, diciamo da dietro, diciamo, il lavoro del Napoli di squadra sta ostacolando tutte le linee di passaggio per adesso ai giocatori di Pioli. Sì, tutto bene Ersilia, grazie, tutto bene, tutto bene. Evviva, evviva. Buon anticipo di Calabria. Allora, su grandi 20 minuti. Vai Zielu. Andiamo Napoli, su. Ama fa un gol, ama fa. Scedamoci. Vai Lobo. Oh, è fallo là, oh. Grande Piotr. Mi mettono poco paura stasera. È normale. Comunque rispetto per il Milan che è una grande squadra. Io l'ho sempre detto, il Milan è una grande squadra. Va rispettato. Poi ragazzi, noi siamo il Napoli, anche noi siamo imprevedibili e stiamo dimostrando di fare cose pazzesche. Che devono temerci tanto, anche senza Osimhen. Vai Ciuchi. Bravo Kim. Grande Lobo, così ti voglio, pimpante, così ti voglio, Lobotka, capo e bomba mia. Spero di non fare la fine del campionato, almeno possiamo recuperare sempre. Se recuperiamo Ries tutto a posto. Mi sembra chiaramente con palle alla terra, cercare di arrivare al passaggio. Andiamo. Ma chi gioca avanti? Ancora devo andare nel salotto. Elmas, falso 9, gioca Elif Elmas, il diamante grezzo, prima punta. Poi sugli esterni il solito Kvicia Kvaratskhelia e a destra invece abbiamo Lozano. Non Politano, ma il Ciuchi Lozano. Vai Zielu. Bene Piotr in questi 23 minuti di partita. Mi sta piacendo Zelinski. Devo aspettare che cambi un po' la partita. Eh sì, fai bene Ersilia, dobbiamo appoggiare tutti i nostri giocatori, hanno bisogno. Vai. Ma Kim è arrivato 20 metri a giocare dentro l'attaccato del Milan per andare a anticipare quel pallone. L'abbiamo visto fare questo tipo Ah, mamma mia. straordinario per lui. Giocare in nazionale l'altra settimana si era lamentato, ha detto di essere molto stanco, di volersi dedicare solo al club.
questo è stato contestato dai tifosi. Speriamo, ci serve a tutti i costi Osimhen, speriamo sì. Speriamo di recuperare, ma penso di sì, penso non dovrebbe esserci dubbio per il ritorno. Per me c'è Osimhen, secondo me ci sarà per la partita di ritorno. Tanto pensiamo a questa partita d'andata e pensiamo di fare un risultato che poi ci dia speranza nel ritorno, no? Un risultato favorevole a noi. 1-0-1 pure va bene, un 1-1, ma non perdere. Oggi l'importante è non perdere lì a San Siro. Zelinski cercava Elmas, non l'ha provato. Tonali per l'apertura per Leao. Oh, cazzo. Oh. Non lo dobbiamo fare così, madonna. Si mangia il campo in una maniera eccezionale. Qui guarda, ho favorito che non controllo, non fatto bene. Scivola Rachmani e poi non lo teneva, no, in due. Ramani anch'issa. Leao è pericolosissimo Leao. Perché palla al piede ti va via. E non lo tieni, abbiamo visto, non lo tieni. Meno male l'ha sbagliato, meno male. Ma pure loro, noi ne abbiamo avuto 3 palle gol, una di Kvaratskhelia, vabbè, questa era proprio nitida, una palla gol clamorosa di Leao, meno male l'ha sbagliato. Ragazzi, dai, su con i like, cazzo. Siamo a 9 like. Per piacere, che faccio a provare? Mi devo mettere a pregare per un like. Dai. È stato ammonito? Non sembra, non mi sembra. Ora do un'occhiata anche ai tabellini, ma non penso, Dino, che Leao sia ammonito, non penso. Ora te lo dico, sto andando a vedere. Insomma, Rachmani di Lorenzo l'avete raccontato voi che chiedevano la munizione per Leao, anche Spalletti l'ha chiesta per No. un paio di minuti, perché si è visto la cena a pochi metri. Lui anche in questo momento sta discutendo ancora con il... No, non è ammonito, Dino. Hanno chiesto la munizione a Leao, ma non è ammonito. L'hanno chiesto, ma l'arbitro non l'ha ammonito. Vediamo se questa azione può scuotere il dinamo. Tonali, ancora verso Leao. Fernandes. 28esimo, 0-0. Tomori. Lo so, che a fa? Si muove Brahim Diaz, che sta faticando a trovare la giusta posizione, trovare palloni giocabili, a differenza di quello che era successo in campionato, dove era stato nella prima mezz'ora devastante. Tonali, Kier, stava centrato verso Benasser, altissimo, Kimmer, poi l'anticipo di Lobotka, Di Lorenzo aiuta in mezzo al campo, circondato, che l'aiuta a Rachmani. Quindi nella fase di possesso in Napoli abbiamo visto tante volte Banda Di Lorenzo vede ancora una volta quasi in posizione da mezzala. Questo cosa fa? Leao non lo segue, rimane in quella posizione, fa lui Rachmani e quindi se viene la riconquista c'è campo per uno contro uno tra Leao e l'atteso Rachmani. Un rischio che Napoli si sta perdendo fino adesso comunque. Vai chissà, vai! Ma c'era lo Zano da solo, porca puttana! Ma non lo vedi, cazzo? Anche sta a rapa suocchio, porca puttana! Ma pure Spalletti sta incazzato, ma te ne ragione!
c'era lo Zano da solo. Mannaggia la miseria. Su Krunic, poi uno strano errore, uno che è concettuale, si è arrivato contro te e poi la schiena. Questo scambio per vedere Rachmani, lo sa, non segue. Lozano preferisce cercare di Poi capace che lei ciuccio sbaglio pure, ma intanto era da solo. Nick Pemai, buonasera. Rispetto per il Milan, ma forza Napoli. Ora vediamo se vinci 2-0, mi rendi un babà. Comunque ora si vede. Io lo rispetto il Milan, ma noi siamo forti. Ora vediamo. Tigre provavano a scoprire il pallone, gli si è messo proprio davanti per prendersi il fallo. Di Lorenzo, incontro Anghis, Rachmani, Kim, superata la mezz'ora a Milano. Lancio in profondità per Elmas. Elmas però. La Vicius, buonasera. Anche a me dà fastidio quando non la posso. Scusa. Anche a me dà fastidio quando non la passano a quello libero, ma a quello marcato. Infatti, come cazzo si fa? Era da solo Lozano. Michael, buonasera. Tutto a posto? Sì, tutto a posto. Te tutto bene, amico mio? Stanno giocando le squadre fino a questo momento? Sì, stanno giocando tutte e due. Il Napoli ha creato qualcosina in più rispetto al Milan, ma il Milan ha avuto un'occasione pericolosissima con Leao. Però il Napoli fino a questo momento ha fatto qualcosa in più al Milan. Ora è venuto fuori il Milan, che ha costruito una grandissima palla gol, scusate. Tutto a posto? Bene, mi fa piacere Michael, mi fa piacere amico mio. L'importante è la salute prima di tutto, poi il resto viene dopo. Attenzione Leao. Ah, brutto! Mamma mia, Diaz non ci è arrivato, mamma mia. Era brutta questa, mamma mia. Non c'era spazio per uno contro uno, che su questa palla sul secondo palo era complicato per Parenti, in ogni caso riusciva a raggiungere quel pallone. Pure Meret ci si mette, veramente. Ora è venuto fuori il Milan, Oh, bravo Lobo, dalla via, bravo. No, fallo! Giallo per Krunic. Caccialo sto cazzo di cartellino, porca infame. È giallo. Ma non ammonisce nessuno, Rino, questo. Capacità, qualità e personalità del Napoli di giocare anche sotto pressione. Sì, mi sembra una difficoltà. Andava ammonito, sì, ma chi sto cartellino non caccia proprio. C'era per bellezza il cartellino in tasca. Io non lo so. Ma chissà, bravo. Diciamo, questo atteggiamento dell'altro è chiaro che favorisce, diciamo, gli interventi duri che sta arrivando chi vuole per te se lo fa vedere. Avete fatto il massimo quest'anno. Giù il cappello, ma il Napoli è in caduta libera. Già buono che avete una margine incredibile. Ma sei sicuro di quello che stai dicendo, Nick? Ma Krunic andava ammonito, giustamente. Nick, convinto, tu spostati per la caduta del Napoli.
Malox. Io rispetto il Milan, Nick, rispetto come squadra il Milan perché ha dimostrato di essere una grande squadra, ha vinto lo scudetto l'anno scorso meritatamente, ma se mi viene a dire così ci può stare una partita storta del Napoli. Questo non vuol dire che il Napoli è in caduta libera perché ha avuto quella partita storta del 4-0. Io non lo so, se quella... Poi è vero che con il Lecce non è stato un grandissimo Napoli, ma se fosse stato il Milan, se fosse stata la Juventus o l'Inter, quella partita con Lecce nemmeno l'avrebbe vinta. Il Napoli, nonostante non abbia fatto, non abbia espresso il miglior gioco, è andato a vincere anche a Lecce, a differenza del Milan che ha vinto 4-0 con il Napoli e poi pareggia in casa con l'Empoli. E chi è in caduta libera? Il Napoli è in caduta libera. Io non lo so se il Napoli è in caduta libera o è il Milan. Cioè, io non mi permetto nemmeno di dire che il Milan è in caduta libera, perché il Milan sta facendo un campionato non c'ha la stessa attenzione, la stessa cattiveria che ci mette in Champions League. Io, essendo obiettivo e sportivo, vedo il Milan in Champions League una squadra fortissima e in campionato ovviamente con la testa non concentrata, dai, non la vedo concentrata come la Champions League, totalmente un altro Milan, mentre il Napoli non si può dire che il Napoli non stia calando e non sia il solito Napoli. C'è un momento di difficoltà, un momento dove viene meno la prestazione, il risultato viene un po' con fortuna, però alla fine anche quando vai a faticare vai a vincere le partite, a differenza di, come ti ho detto, Milan, Inter e Juve, che nonostante quando non viene la prestazione non fanno nemmeno il risultato, e l'abbiamo visto. Comunque parliamo della partita di stasera che è più importante di quello che ci può essere fino ad oggi. Tanto il Napoli ha quasi in cassaforte il campionato, ormai la matematica, mancano 4 partite, dobbiamo passare questo quarto di finale. Vai, chi sta? Dalla subito avanti, cazzo, erano in 4, ma perché era a 3? Vai dallo Bolto. Andiamo ragazzi, cazzo, efficaci, porca puttana, all'aria sto pallone. Siamo lì a palleggiare, ma fate incazzare. Con palleggio non si fanno un cazzo. Michael, anche l'Inter in campionato fa pena, invece in Champions è uno spettacolo. Appunto, sono d'accordo con te, Michael. Sono Milan e Inter in Champions League sono totalmente altre squadre. Fallaccio di Zielinski, giallo per Piotr, però c'era anche il giallo per Krunic. È vero, questo il giallo c'è tutto, il fallaccio di Zielinski è brutto e va bene, ma dovevi ammonire anche Krunic, dovevi ammonire. Ragazzi, vi invito a lasciare like per supportare la live e condividete la live con i vostri amici, parenti, chi vi pare, dai, per essere in più. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti, ovviamente, che non vi costa niente. E forza Napoli. Vai Di Lorenzo, vai. Appunto, Rino, qua come si fa a dire che il Napoli è in discesa in caduta libera? Dai, non lo puoi dire. Cioè, mica ha piato 3-4 sconfitte di fila, a me non mi sembra proprio. Anzi, il Napoli ha perso 4-0 con il Milan, poi non ha avuto una grande prestazione con il Lecce, ma comunque ha vinto. Non so quante volte avranno fatto questi 1-2 chissà il Walker, complicato per gli avversari, stargli dietro veramente, perché hanno una qualità, una personalità e anche un'abilità proprio dello stretto di giocare sotto pressione. Vai Giovanni, vai capitano, accella, vai motorino.
Vai lo so. Di Lorenzo, come mi sa, dovrò accettare il fatto, con l'anticipo, dopodiché comincia a fare poi per via, Oh! Brutto questo, brutto! Cazzo! Cazzo! Ma come si fa a lasciarlo solo? Come si fa a lasciarlo solo? Ma porca puttana, poi. Come cazzo si fa? Diaz in mezzo. No, vabbè. Cazzo! Oh, sempre Diaz, sempre Diaz. Di Giroud era più stimato della serie, sarà forte di prima. Come regina non ci con le mani, perché quando pure due piedi più forte, sì, non è nemmeno facile. Con la palla arriva lì, per un mancino riuscire a passare forte. Molto interessante anche la sponda di Anche Meretto, come cazzo ci vai, cazzo, Alex? Pure a te. Stupendo giocata di Mendes, uomini di qualità, Mendes e Leao hanno costruito un'occasione per Benasera, gol pesantissimo, via del vantaggio, la stella, 1 contro 1, e lui, parte ancora su Forza, Giardina, Mendes. Fanculo, vai. Vai a fanculo. Attenzione, Scintille, non sarà l'adrenalina che ora è andato a risultare in faccia dello Zanò. Chi ha risposto? richiamo per te che ho ricordato una cosa. Secondo lo stagionale per la prima sera, questo è pesantissimo, scatena le Sì, c'è ancora da rivedere la magia di Brian Diaz, quello con cui si è arrivato, la sua classica gira. eccetera, eccetera, in mezzo alla giocata. Adesso 3 minuti più recupero da giocare. Alla fine del primo tempo molto sofferto per il Milan è arrivata la zappata di Benasser. Sì, da poi, diciamo, in aula avrei avuto tanta della depressione più minuti. Si sono stretti come i mongoloidi, tutti insieme là, un mucchione tutto là, come i scemi. Porca puttana. Da solo hanno lasciato. Mario lui se n'era aiuto in vacanza, era ancora a fare Pasquetta, era aiuto. Vai cazzo, muoviti anche sta. Ma che cazzo chi? Perché se qui sono più pallone finita la partita, è finita la difesa. Forse voleva tenere per cosa perché l'arbitro ha sanzionato per il vantaggio, però adesso si vede che c'è tutta questa parte si può combinare il vantaggio quando deve scrivere. All'interno di una partita che abbiamo descritto con tanti contrasti, strano che Neymar e lui dietro Bocca a 70 metri dalla porta senza cartellini non abbiano staccato un fallo, perché un fallo per trovare Una riflessione. Sono d'accordo, Rino, andava fatto fallo su Brian Diaz. Ti prendevi il giallo, ma
andava fatto quel fallo tattico, sono d'accordissimo. Grande giocata di Brahim Diaz, che ancora una volta, come nella partita del 4-0 al Maradona, ancora decisivo per il gol del Milan. È forte, Diaz è forte, è un bel giocatore. Ma io l'ho detto che il Milan ha grandi giocatori, è una grande squadra. Sarà difficile, Rino, sarà difficile andare in semifinale contro questo Milan, che ora punta tutto sul passaggio del turno e arrivare in fondo a questa competizione, perché il campionato ormai l'ha perso e punta tutto sulla UEFA Champions League il Milan, quantomeno arrivare in finale. Forti, sono forti, c'è poco da dire. Bisogna essere obiettivi, sportivi. Il Milan è una grande squadra, lo sta dimostrando sempre. Leao si è centrato con uno scambio, favorisce anche il che sta arrivando. Leao accelera, difende palla. Grandi giocate, poi temporeggia, retrocede, tiene palla. Innovazione per Kurnic, Calabria. Reyes, cambia passo. Ora pronta il cross. Oh, però! Oh! Ma che cazzo, stavo facendo uguale la partita di campionato, pizza e me. Ma mi piace un gol pure un mimo. Anche Kier in mezzo, Leao, il cross morbido, ci arriva. Meretto, ma che cazzo stai facendo stasera? Andiamo bene. Sempre in mezzo, Kier Giroud, Tomori. A saltare anche Krunic, Leao e accanto a Meret, attenzione. Tutto cross, tesa a uscire, Anghissa. Diaz, ancora una reazione. Non è ancora giocabile, ma preferisce calciare. Poi proteste, attenzione. Sì, Mario e Tomori, ora vediamo se si sono lanciati nel calcio d'angolo precedente, mi sembra che sia tutto a posto. Ancora spiegazza adesso, cosa è successo? Sì. Trovo una cosa. Più che calcio. Ancora calcio, ancora un minuto. Tonali. Terzo minuto di recupero dei 4 segnati dall'arbitro. Lascia appena calcio d'angolo Milan. Ecco chi era cosa incredibile, una clamorosa per il gioco di testa. Ma non si può lasciarli tirare, cioè era da solo Kier là. Non si può. Occasione del 2-0 per il Milan, traversa di Kier. Io non lo so. Speriamo, Nico. Ma Cambia tutto verso Diaz. Mario Rui, contatto. Falloso secondo l'arbitro di Diaz. È salito di doppio centro campo del Milan. Però, sì, questa è una piccola situazione di Brahim Diaz, ma questa occasione è famosa. Nessuno ancora contratto ha avuto il tempo di contare i passi. Potentissimo. Ma sulla traversa. Adesso per Biglia per noi. Mani in testa per Pioli ripetutamente, poi ho detto quella parola che metto io pensando di essere fuori onda, non l'ho mai dovuta per farvi capire la tensione di questo momento. stiamo soffrendo, sì, sono d'accordo Rino, bisogna riorganizzarci.
perché il Milan sta giocando, è andato vicino al 2-0. Subito il gol, ci ha un po' buttati giù, preso il gol dal Milan, ci ha un po' buttato giù e ha galvanizzato tanto il Milan che è andato vicino a raddoppiare. Partitacci. Nel finale è cresciuto il Milan e siamo calati noi. 1-0 per adesso continuano a discutere in mezzo al campo Mario Rui con Kovac Di Lorenzo, ancora qualche scintilla, conseguenza di quello che è successo poco fa. Tra poco torna Giulia Nizzoni di Nera Leggera. Questa partita è stata offerta Da Bucchino, è stato offerto. Vabbè. Nel momento migliore abbiamo preso gol. Ma quando te giochi e poi non riesci a far nemmeno gol, è normale che poi rischi di subirlo, viene fuori il Milan con la qualità che ha e ti fa male. Prima Leao che si è mangiato un gol dopo aver fatto una grande scesa col pallone, è andato via a Ramani e Mario Rui. Poi Diaz in mezzo a due giocatori, che giocata ha fatto destro-sinistro, Diaz già nella partita con il Napoli a Maradona è stato decisivo, anche in questo gol è stato decisivo, ancora lui ci ha messo la pezza per l'1-0 del Milan che poi lo sigla Benasser. Niente ragazzi, che bisogna dire? Nel finale hanno giocato meglio di noi, hanno alla fine trovato il vantaggio anche meritatamente, perché se il Napoli gioca e poi non riesce a segnare nelle occasioni che fa, giusto così, bisogna entrare con un'altra testa nel secondo tempo e giocarcela, perché comunque abbiamo le carte per poterlo fare, per poter pareggiare questa partita. Ora vincerla non lo so, perché comunque il Milan è forte, è difficile da andarla a battere questa sera, perché il Milan io penso che questo Milan non perda questa sera in Champions League a Milano. Dobbiamo cercare quantomeno pareggiarla, almeno prenderci un pareggio lì a San Siro e poi nel ritorno abbiamo anche Osimhen a disposizione e cercare di vincerla a Napoli. Questo bisogna fare, cercare quantomeno portarci un pareggio a casa. Nick dice, Rino, scusami, secondo tempo fuori Anghissà e Elmas, dentro Dombelé e Raspadori. Dombelé, non lo so, Anghissà mi sta piacendo, è vero che ha sbagliato qualcosina, però Anghissà secondo me deve giocare. Elmas sono d'accordo, Elmas va cambiato per Raspadori. Nick, eravate contenti quando è stato il sorteggio? Tu mi stai un po' simpatico, sempre sportivo. Grazie Nick. Andrea Stefanelli, buonasera, sono arrivato, attenzione che la ribattiamo, il talismano è arrivato. Grande Andrea, stai qui con noi, non ci lascia. Andrea, finalmente, ma che fine hai fatto? Veramente. Vabbè, dai, vediamo sto secondo tempo come va. Complimenti al Milan per il vantaggio, ma noi siamo il Napoli, non ci arrendiamo e ce la giocheremo fino alla fine, sempre. E niente ragazzi, si va in pausa, si ritorna per il secondo tempo. Va buono, per il secondo tempo siamo qui. 30 secondi di pausa e torno, ragazzi.
promette nulla di bene sta partita. Vediamo sto secondo tempo. Vediamo sto secondo tempo perché per ora non promette niente di bene. Ancora la musica. Torniamo a qua. Vediamo chi c'è in chat, vediamo se ci fanno domande, parliamo poco. Vediamo un po' chi è nei commenti. Allora salutiamo la gente, qua Dom Rimas, perché qua c'è un burdello di messaggi in chat. Buonanotte, sono rimasto proprio... Ecco qua. Catarlotti, buonasera, ciao Napoleone, ti ricordi di me? Che tempi, mi ricordo ancora il tuo soprannome. Un abbraccio forte, un abbraccio, mamma mia, si forte. Andrea, ero su un'altra live, Napoleone non faceva live, è sempre a faticare. Si fatica sempre. Purtroppo se non si lavora non si mangia e poi il femmina si incazza, mugliere mi si incazza. Molto fuori, senza fatica. Facciamo un break, ho capito. Ersilia dice Rino dai non puoi sentire questo, io questa partita l'avrei voluta giocare al completo, ma il Milan è forte, voglio Andrea Stefanelli, sento che segna zero, speriamo. Nick, si vede che vi stiamo preparando, vi stiamo prendendo a schiaffi da 3 settimane e ci sarà un'altra partita. Ersilia, ma ovvero facciamo che ultimamente Leao non segnava manco che in mano solo con lui si poteva scegliere, ma di cosa parliamo? Vabbè, però Leao è forte, ora ha avuto un momento così, però Nick, togliti lo scudetto, è mio. Su questo hai ragione, lo scudetto è quasi nostro. Anche sì, avrei voluto vedere il Napoli al completo, purtroppo speriamo di pareggiare. Nick pagano pagano, non piangere, non tutto l'anno, noi è tutto l'anno che giochiamo senza 5-6 giocatori. Non ci sono scusanti, questo è vero, sicuramente. Purtroppo gli infortuni fanno parte del calcio, ragazzi, è così. Napoli, chi ha fatto l'errore nel gol di Benasser? Ragazzi, l'errore è stato fatto a centrocampo quando abbiamo fatto andare via Diaz così, doveva essere stato fatto un fallo tattico lì, poi la difesa si è stretta, anche lì Mario Rui era su Benasser non c'era Mario Rui era in ritardo, che non c'era anche Di Lorenzo, ma poi sulla destra mi sembra, Di Lorenzo non lo so ragazzi, un po' tutta la difesa, ma soprattutto il centrocampo che si sono fatti fregare un'altra volta da Diaz, sta rivenendo fuori un'altra volta il centrocampo del Milan, sta sovrastando quello del Napoli, negli ultimi minuti l'abbiamo visto. Nick, ma anche il calciatore più forte del campionato, dice Rino, Osimhen. Anche a noi, caro Nick, Osimhen è stato fuori 2 mesi, a inizio campionato è pure Kvaratskhelia. Nick, te lo diamo Andrea, ma l'anno prossimo ti strappo pure Ersilia, io non bianco, vedi, siamo primi in campionato, se la tua squadra era forte stava avanti, invece fa freddo. E comunque la partita ancora non è finita. Ersilia, Rino, ma non è solo Perosi, è stanco, è normale, gioca tutte le partite a 1000, un po' di affanno gli è concesso, ma è normale che il Napoli un po' di affaticamento lo sente, cioè è da inizio anno che sta giocando ad altissimi livelli. Pasquale Poaone, buonasera. A noi manca tutto l'intero reparto d'attacco, è ben diverso da voi, che vi è mancato un giocatore per reparto. Ci manca Simeone Osimhen praticamente, Raspadori non è al meglio, pure lui, ragazzi, quello sicuramente è una mancanza importante per il Napoli, però ragazzi non c'è scusante, cioè quando giochi la partita alla fine non ti puoi aggrappare su quello che mancava, perché lo sapevi fin dall'inizio che mancava, no?
e c'è ancora il ritorno a Maradona, ride bene chi ride ultimo, questo sicuramente. Il Milan è proprio una squadra simpatica, Tetto, Nani, Calabria, Leao. Comunque il Milan è forte, io lo rispetto, ragazzi. Quando ti manca Osimhen, Napoli è tanto, è ovvio che manca tanto Osimhen. Dovrebbe entrare Raspadori, sentiamo un attimo. Vi dico che da qualche minuto impegnato in un riscaldamento che ha tutta l'aria di essere un provino per capire insomma se il suo problema muscolare comunque gli permette di entrare in campo. Del secondo tempo. Proprio in questo momento esce e va di nuovo pressato del Napoli. Voglio Raspadori, voglio Giacomino in campo. Vai Giacomino, vai Giacomino. E allora c'è stata prudenza anche da questo punto di vista. Elmas ha un po' faticato, Massimo. Sì, interpretare più il ruolo sì, abbiamo sottolineato che ha provato a fare qualche movimento da attaccante. Il Napoli, diciamo che quando aveva il controllo non riusciva a passare da lui. C'era più un controllo. Questa è bella, Nick. Questa è bella. Esco e rientro, come faccio sempre, vediamo se funziona. Vai Andrea, vai, a fare un giro bene a roppo, frate. Forza Napoli, dai ragazzi, siamo i più forti, siamo i più belli. Siamo noi, un Napoli. Comincia il secondo tempo. Intanto Milan 1, Napoli 0, rete di Benasser al 39esimo. Dai Napoli. Tutto pronto, Milan da sinistra a destra. Il primo tempo hanno vinto Osinski, dopo qualche intervento duro, una partita all'altra, l'episodio della pallolina di Milano, l'arbitro ha lasciato giocare molto. Poi però alla fine il gioco dei sinistra, qui fa ripetere il calcio d'inizio perché ho visto gli uomini del Milan già scatenati in arriva al campo del Napoli in anticipo, molto ignoro. Ci vuole il gol di Zelinski, ci vuole il gol di Piotr. Torna al gol Piotr, torna al gol. Stasera abbiamo bisogno del tuo gol, che è mancata tanto, e stasera fallo Piotr, fallo il gol. Vai Napoli. Mamma mia, ancora! Vai che sbaglia. Ah, Zelinski però no! Voglio bene. Voglio bene, ma non metto a sbagliare pure tu. Kim. Vedremo adesso se saprà ricominciare come aveva fatto invece Mario Kvaratskhelia. Oh, fallo! Nick, ma se passi sto turno va in semifinale, non in finale. La devi sempre giocare. Napoli ci vuole coraggio, non titubanza, perché se titubanza rischi di rimanere in mezzo, il Milan con Leao rischia di punire. Con calma, Mario qui, tanto c'è qualcosa da sistemare per i collegamenti audio dell'arbitro. Colpo d'occhio veramente impressionante Rissazzoni. Così come sarà impressionante certamente anche quello del Maradona a Seggio, dove il Napoli ovviamente spera di recuperare Osimhen. Speriamo di recuperare Osimhen. Hanno anche Politano che magari centravanti non lo può fare, non dovrebbe farlo fare, diciamo, a Lozano nel caso in cui non volesse rischiare Raspadori. Spalletti. C'è anche Politano, Raspadori e Politano in panchina. Una curiosità, Sandro Benasser sta seguendo Ramadan, quindi ha mangiato proprio qualcosina prima di entrare in campo alle 8:10 al momento del tragietto. E intanto l'arbitro dovrebbe aver risolto i problemi di comunicazione. Speriamo che solo non abbiamo un tecnico risolve un po'.
situazione tutto No, Raspadore ancora niente. Antonio, buonasera amico mio, Antonio De Rosa. calcio di punizione Napoli. No, ancora niente. Ancora niente Raspadori. Kim. Si Kim ha preso la penna, scarica su Mario Rubini, Chier, clamoroso attraverso per lui alla fine Va cambiato il Mas. Va cambiato perché è troppo fermo, troppo mobile lì avanti. Non ha la velocità del nostro mostro di Osimhen. Non ce l'ha. Ci vuole un attaccante veloce. Va messo Raspadori dentro. Lo so, non è fisico, ma almeno c'ha velocità. Cosa che Elmas è forte tecnicamente, ma manca un po' in velocità. ma giocare giù quasi senza guardare, ma c'era Rachmani che vigila. Joseph, buonasera amico mio. Sai che sono nel Milan, ma amo Napoli. Grazie fratello. Ma anche a me il Milan come squadra mi è simpatica, non mi è antipatica. Però ovviamente tifo solo Napoli. Però qualora dovesse passare il Milan gli auguro il meglio. Gli auguro di andarsi a vincere la Champions. Però spero che la possa vincere il mio Napoli in prima, se la deve vincere il Napoli. Perché io tifo solo Napoli. Poi è ovvio che il Milan non mi sta antipatico. L'unica squadra che mi sta sul cazzo è la Juve. Lo dico proprio. Vai, Lozano! Mamma mia! Mamma mia! Prima il passo l'aveva fatti davanti, secondo me per Chi era il Mas? Mamma mia! Traversa, mamma mia! Ci vuole penato per fare il gol alla Sempre molto plastico le sue movenze. abbiamo visto subito quando va a scheda prende palla subito pronto, diciamo dalla raddoppio sull'interno. Adesso la giocano con la solita coppia, Manichini, molto vicini, organizzano un blocco tra di loro, gira Tonali per le parti, tutto pronto per il cross. Vai! Ah! Cazzo centrale! Facilmente. Buona comunque l'iniziativa di Palascheglia, che aveva anche l'opzione più larga per aver usato. È venuto fuori una posizione pericolosa. Anissa, spazio per lui, per la serie, del serie, prova il tiro da fuori, deviazione. Non si trova che la conclusione stavolta, comunque, Calabria lontana. Vai, vai! Cazzo! Oh, brutta l'entrata! Mamma mia! Meno male regolare. Grazie amico mio, grazie Joseph. È buona partita, in bocca al lupo. E forza Napoli ovviamente. Pareggio, ho capito il tuo messaggio. Vai Kuviscia. Bravo Kvara, bravo Kvara. Andiamo Napoli. Calcio d'angolo. Quando siamo al 51esimo e 40 secondi. Calcio d'angolo per il nostro Napoli. Lo batte Zelischi e un Mario Rui. Mario Rui. Vai! Vai Napoli, vai! Vai! Ora ci manca il gol, vai Napoli. Lo meritiamo. Lo meritiamo il pareggio.
penso a Giovanni Chine, quei libri così, penso tutti vicino al destino del rigore. Mario Rubini, lascia da Sinistri, parte il cross verso Giovanni Chine, poi Calabria, deve Ancora angolo, vai Napoli, vai. sistema. Oh. Mamma mia, vai Napoli. Sferato Armani, Kim si è trovato il pallone addosso, poi Calabria verso fuori, dopo Sinistri, stavolta senza Mario Rubini. Dalla sinistra. Una seria, senza dribbling, non è facile da lì. Zelinski. Ma dove Zelinski, cazzo? Tira, no! Aspetta che i suoi qualche metro prima di rilasciare il pallone. Nono minuto del secondo tempo, sempre 1-0 Milan, è partito di nuovo all'attacco in Napoli in questo secondo tempo. Chi? Kurnic, Legno, è stato calibrare, un bravo con gli amici, è riuscito a calibrare bene. Di Lorenzo, è contro Zelinski, tutto chiuso, sicuramente Teo Hernandez, Giroud, Leao, taglia il campo, poi aspetta rinforzi, Calabria, alimenta l'azione, Brian Diaz, teso da Mario Rui, Brian Diaz, sempre funambolico, Ma vaffanculo! Deve far sparire, deve fare partire una volta con la suola sempre col sinistro, la stessa giocata che aveva fatto per andare via il primo gol di Leao Napoli. Hanno raccontato che bisogna perfezionare la guardativa come il Real Madrid che deve essere stretto, prendi a essere un giocatore di grande tecnica, grande creatività. Attenzione, Tonali e Benasser, sono salite i turni. Kier, c'è la salita perché è fuori gioco. Tonali, al cross, un po' troppo lungo, dall'altra parte prova a ottenere il giocabile, allora non era facile. Un po' complicato, che l'unica cosa che può fare un giocatore che riceve quel tipo di cross è non cercare la porta, ma cercare di rimetterla quasi all'indietro. Compito non semplicissimo, anzi. E il Milan rimane alto. Partenza dal basso del Napoli. Rachmani, Di Lorenzo, accanto a Teo Hernandez. Poi Tomori si fa sentire molto in alto anche lui dall'avversario. Però la rimessa del Napoli, che in qualche modo è venuto fuori. Tocchiamo, Anghissà. Grazie, Josef. Kim. C'era il fallo su Zelinski, lascia giocare Napoli. È rimasto giù Zelinski, portato tutto da Kurnic, qui Mario Rui temporeggia, vede che il compagno si è ripreso, non era tremendo l'intervento. Andiamo, vai giù, andiamo. Dai che c'è mezz'ora e più di gioco. Andiamo Napoli. Vai Lozano, vai. Corri Lozano. Scelto poi, si torna Di Lorenzo. Anghissa, mezza tre, Tonali non lo molla. Largala. Cazzo, uno vicino. Finta, Di Lorenzo. Mamma mia, Di Lorenzo, mamma mia. Sempre in quel lato del campo, hanno provato a combinare Lozano, Anghissà e Di Lorenzo, se li sono scambiati. Speriamo, Lavicius. Non delicato del capitano del Napoli. Intanto dovrebbe arrivare il momento di Raspadori. Forse è voluto rischiare con Lozano, forse meglio Politano stasera. Io voglio Politano e Raspadori dentro. Fuori Lozano e fuori Elmas. Politano e Raspadori. qualche rischio. Andiamo, Politano e Raspadori. Spallè, che cazzo aspetti? E leva Elmas a Lozano. Anche a te, amico mio, e al Milan.
Grazie, Josef, grazie. Forza Napoli, sempre. Tutte e due sul pallone, Leao arriva prima, cerca Fernandez, purtroppo un po' avventato, non si sono capiti i due perché non si stava accelerando. È comunque la soluzione quella di cercare quei tempi giusti. Napoli difende a cavallo della linea. Andiamo, voglio Politano e Raspadù. Con Kvicia in campo. Loro tre, voglio tridente nuovo. Visto che non c'è Osimhen. Andiamo con Raspadore e Politano. Che aspetta, Spalletto. Così gli dai mezz'ora di gioco e abbiamo opportunità per pareggiarla. Andiamo. Vai, fai qualcosa, lo so. Velocissimo, attenzione. C'è il contatto, Lozano chiede spiegazione all'arbitro. E vediamo. Sì, ma Lozano sa questo vizio. Già si sapeva, quando arriva la palla più lui cerca solo, guarda Fernandez per andarselo a prendere quel contrasto. Quindi lui va lì, guarda, se già si predispone per prendere quel contrasto, spalla a spalla con lui sì. Questo vizio di Chiediamo conferma a Calvarese, Giampaolo. Contatto regolare, alto, spalla a spalla, giusto lasciare giocare, santo. Grazie Giampaolo. Lozano. Di Lorenzo. Si fa sentire San Siro, si fa sentire anche qualcuno dal tifoso del Napoli. Lobotka, Kim, riprova il Napoli. Aiuto. Kvaratskhelia, preso da Calabria, che non sembra l'aiuto del doppio, ma quindi la scheda va in orizzontale. Ho sorpreso Di Lorenzo da un lancio troppo alto per lui. Fa fatica, trova spazio, copre bene in campo il Milan nella fase difensiva. Cambio di gioco di merda pure Kvaratskhelia. Anche stasera zero Kvara, mamma mia. Era partito bene, poi non lo so. Si vede che non ci accompagni nel reparto quando non c'è Osimhen, no? Dentro Raspadore e Politano subito, cazzo, spalle subito. Non aspettiamo gli ultimi 15-10 minuti. Fermato. E poi arriva lungo sull'avversario, commettendo fallo, c'è cartellino giallo. Giusta ammonizione anche per Benasser. C'era pure per Krunic prima, nel primo tempo. Esatto. Pestone su Anghissà di Benasser. Gioco più spezzettato, meno fluido rispetto al primo tempo. Lobotka deve tornare da Berto. Palla per Kim. Lobotka come 15 del Milan, parte da Berto, costa lui sulla linea dei difensori quasi per sfuggire a Benasser. Kvaratskhelia, Kier ha capito le sue intenzioni. Benasser fermato da Zielinski, Lobotka. Zielinski, Kvaratskhelia, di nuovo Krajinovic, Anghissà, Lobotka, Di Lorenzo, ma non si guadagnano metri, difendere con grande ordine. Bene. Riprova la parte di Mario Lutto, tanto largo, poi va a cercare Kvaratskhelia, facile prendere di Kiev. Andiamo, vai! No! Sì, però perché questo è assolutissimo, ma in quel caso lì non voleva percorrerlo, perché se avesse saltato Kvaratskhelia avrebbe potuto calciare in porta. Era partito sullo slalom classico, il calcio in profondità, però troppo in profondità per Diaz. Ti viene però bravo, diciamo, fino adesso in questi primi 17 minuti ad arginare. Andiamo, Lobo! Di riprendere in mano la partita dopo un finale di tempo, quello primo, il Milan ha rischiato di segnare il secondo gol. Lo sta arginando con tanta, diciamo, predisposizione al sacrificio, alla fatica da parte di tutti in fase difensiva. Tonali.
Largo Leao, Tonali preferisce far da solo, ha cercato il tocco verso Teo, ma chiuso da Di Lorenzo. Ambissà. Lo può. Attenzione a Prendias, ma c'è Mario Rubi. Zelinski, grande controllo. Gli utili intervento di Krunic, poi cambia direzione e va da Tasti. Andiamo, Kvicia. Mezzo che passa. Per la schiena. Non il doppio, ma va sul fondo lui. Cambia passo, deviazione. Poi rinvio di Kier. E anticipa aggressivamente a Roma. Non si sono capiti, non ha voluto rischiare Kier. Però non c'è faccio. Sì, comunicazione diciamo non perfetta, anche se lì magari era complicato anche per chi affidarsi e faceva la palla che gli rimbalza lì lasciava il portiere. Dentro i soliti, Manichina, sempre vicini, qui la scheda Ariolini, la scheda al posto di Zelinski con destro a rientrare. La più grossa è Leao, mette fuori. Zelinski attaccato. Mamma mia, bravo Piotr. Per potenziare Zelinski, perché sul calcio d'angolo Leao aveva respinto e si stava subito lanciando in contropiede. Se non avesse fermato Zelinski bastava allungarla per Leao. La scheda, tutto di prima, chi è molto attento. Kvicia però, Cambi, Spalletti, muoviti, chi te muovi. Quindi sento la sua sterzata classica tra la scheda. Sono due squadre che giocano il Napoli, ma stanno facendo fatica ad arrivare ai propri centravanti. Il Napoli perché non ce l'ha, il Milan perché con la Giroud abbiamo lavorato una palla ultimamente, quella del primo tempo, quel resto non è riuscito a essere quel gol. Grandi geometri di Prendias per Leao, che adesso hanno uno contro uno con Di Lorenzo, perde il tempo ma non il pallone. Krunic. Ancora lui. Calabria, arriva in adesso per affacciarsi in avanti. Ma quando aspetta, Spalletti però, ancora che il massimo campo, siamo al 70esimo un altro po', siamo al 65 qua. Ma sempre troppo tardi e metti i cambi e fai i cambi, sempre troppo tardi. Io non lo so, fammeli giocare 5 minuti e basta, ma sempre così fa. C'è da spazio, poi aiuta, poi scivola, poi recupera però. Stava partendo un lancio, perché l'idea si stava inserendo che va a quando a terra, comunque si lava la parte, Leao, cerca Teo, triangolo, ora Leao, chiuso da Lozano, cerca il numero. Lo fallo! Fallo di Leao. San Marquez, cambia qualcosa nel Milan? Le indicazioni di Pioli per San Marquez, tra poco in campo. Esce Benasser, grande applauso per lui. Interessantissimo, sì, importantissimo. Di fatica di sacrificio perché corregge una volta per 67 minuti non è facile. Però è interessante la scelta di Pioli. Scegli un cambio che porta la palla in Diaz, lui in mezzo al campo, era un po' fuori dal gioco in questi 20 minuti del secondo tempo. È una mossa coraggiosa di un allenatore che vuole riprendere in mano il filo della partita o comunque provare a limitare il possesso del Napoli. Sì, adesso nella posizione occupata queste partite contro il Napoli la Benasser era un po' difensore sui gol, in realtà quello trequartista. Andiamo! Mamma mia, il Masso non lo posso vedere prima punta, non lo posso proprio vedere. Il controllo della partita lo prendi non marcando meglio la bocca, ma cercando di avere più il pallone dentro. Vedete adesso se Spalletti romperà gli indugi rischiando la carta alla squadra. Intanto fallo calcio di punizione, siamo a metà del secondo tempo.
Ti ricordo che la prossima partita esclusiva Prime, cioè mercoledì prossimo, sarà Inter-Benfica. Inter-Benfica dopo 2-0 in Lisbona. Esclusiva Prime mercoledì prossimo. Kvaratskhelia, guarda in mezzo, Elmas, sponda, Anghissà, deviazione. Proprio bene, niente da giocare. Sì, Elmas sta chiedendo ai compagni un po' più di calma, perché forse avrebbe voluto che quel pallone Anghissà lo controllasse e poi scegliesse una soluzione diversa. Grazie Alessandro, buonasera. Arriva il momento di Raspadori. Manco proprio l'attaccante, che squadra di culattoni. Eccolo Raspadori. Raspadori per Lozano. Abbastanza deludente Lozano o molto bravo Teo da una parte, non era facile partita per lui. Si è fatto notare per un paio di recuperi difensivi, dal punto di vista offensivo magari ha fatto di meno. Poi diciamo che ha concesso anche il giusto prima del suo tempo. Calabria, Giroud, che adesso Raspadori, che ho detto alla reduce dell'infortunio, non può essere al meglio, però grandissima qualità. Una distrazione muscolare alla fascia sinistra, è rientrato, non può avere la condizione, però adesso per lui ci sono circa 25 minuti. Cerchiamo di pareggiare sta partita, dai ragazzi. Dai ragazzi non mollate, dai ragazzi non mollate, dai ragazzi non mollate, dai ragazzi non mollate. C'è spazio per Mario Rui, si è centrato a Kvaratskhelia. Vai Raspadori. Ma nessuno vicino, cazzo. Va. Mangiamo a cibo, vai. Hanno giocato tutte e tre le partite senza Osimhen, sti culi. Oh, mano! Vai, vai. Vai! Oh, ballo! Maledetti! Fanculo arbitro. Questo è l'intervento di Anghissà. Questa è la sua precedente di Kvaratskhelia. Con il punto di Tonali, che questo è bellissimo. Oh, era fallo questo, maledetto! Sicuramente scelto il ritorno di Lozano, che però dal punto di vista del peso difensivo ha dietro. Scende sponda per Samarchiazzi, Calabria, la centrale per Giroud, però la girata, c'è Leao. Mezza tre, perde un attimo per controllare un pallone non facile. Però c'è Tonali che si è infilato, che è in mezzo. Faccia il pallone. Subito Tonali, subito mette in mezzo. Giroud prende posizione, ma non trova il pallone, ma anche con nessuno. Stavo dicendo che Lozano è vero che in fase offensiva diceva fatto poco, ma dal punto di vista della corsa poteva stare. Politano! Anche se c'è possibilità di ribaltazione, ma fatica dal punto di vista tecnico, come il 90% dei giocatori sta dietro. 27esimo, sempre 1-0. L'allenatore ha giocato le carte Sanchez e lo Stato. E adesso Kim guadagna meno. Kim dice la scheda teso da Calabria, pronto insomma a essere doppio, ma c'è il tocco per la storia, un po' controllo, ma ancora Calabria recupera grande lucidità, è capitata la milanista anche nelle coperture. Intanto Zielinski ha battuto. Ma cazzo, sto merda, ammoniscilo! È la seconda volta, sto Krunic. Cazzo, è la seconda volta. Oh, già la Roma c'è ammonita di Lorenzo anche sta insieme, c'è ammonito sto merda. Krunic, o cartellini, è la seconda volta. E salgono naturalmente
Aiolino, da sinistro a giro lungo, troppo lungo, caricato male, Aiolino. Sono stati un po' Rachmani, preso la realtà, prima confermata del gioco della Rudis. La conferma del gioco di L'avevo detto, se va bene prendiamo un pareggio, se ci va bene, se no si perde. Ci avviciniamo alla mezz'ora. Con calma, meglio. Accettare. Ragazzi, avete visto che stile, che coreografia che c'era a San Siro? Calabria. Accettare Leo. Non ci arriva. Anchissà, Hernandez arriva. Attenzione. Chi sta in ritardo? Chi sta appena finito? Mi sa addosso. Colpo Gianni. Hanno fatto niente. Per vedere. Vediamo una volta che giocava per la Vezza. Sì, vediamo un po'. Sicuramente l'intervento di Cristiano, perché lo anticipa, questa è la classica delle istruzioni, quindi se non riesci a fermarti, Velocità pazzesca, quindi importante se non si fa portare. questo è il fallo. Solo preso le precedenti tensioni, questo è quello con l'intervento di Ronaldo. Andiamo alla Giampaolo Carvalesco. Sandro, qui la cosa più facile è fare il cartellino giallo perché per fermare la palla, però poi prendete anche sarebbe andato in velocità sulla fascia e quindi secondo me ci sta il più giallo. Io non ho visto il doppio giallo precedente, quindi c'è che serve che l'occasione di poco fa, sicuramente il doppio giallo, e il Napoli giocherà in 10, quest'ultimo quarto per 20 minuti di partita. E se non ce l'avranno il record. Sarà sconfiggere. Occasione importante per il Milan in questi 20 minuti per cercare il secondo gol. Tanto raggiunge lui, sia Merda che lui, tutto regolare. Si complica la partita del Napoli in questi ultimi 20 minuti. Anche perché insomma, anch'issa dei tre, lo Bob e Finischi era quello secondo me che aveva interpretato sia dal punto di vista tecnico che fisico la partita, una perdita notevole per questi 15 di recupero, ma anche per il ritorno. Due cartellini in pochi minuti e cambia tutto adesso in questo finale. Fallo sulla spadona intanto, calcio di punizione da rimettere perché soprattutto la posizione non esatta. Quindi vediamo corpo a corpo di Kim Ju. Visto forse spinti da tutte e due le parti, l'arbitro lasciato giocare. Kiev, Hernandez, sempre reattivo come fa decisivo con l'accelerazione, è andato per primo sul pallone. Salva Kers, Brahim Diaz, Salva Kers, Marco Celleao, Salva Kers insiste, fa tutto da solo, Salva Kers ancora. Sta creando ultimamente queste penetrazioni Salva Kers. Leao, prova a scatenare sempre lui, doppia velocità, incontenibile, mette in mezzo, Scelischi. Ancora Krunic gira, grande anticipo di non è anche finito Krunic. E quando manca impressione, perché Di Lorenzo è tutto fornilento, però col primo tocco parte, col secondo tocco prende il vantaggio e lo prende più. Il Finischi qui libera, non riesce a trovare la coordinazione giusta per Krunic. Si sta vedendo proprio lo rossonero, deve soffrire il Napoli in questo finale. Dopo un avvio molto completo, adesso si trova sotto un nuovo impegno. Ancora determinato da giocare. Detenzione tra la scheglia. Mezza tre, numero Wow. la scheglia, semina gli avversari, poi frena la canna, torna, segna. Per una palla e anche la rimessa, relazione. Sì, la prima giocata l'ha subita, la seconda no, perché ha tentato di fargli il tunnel di suola con la scheglia. Chi era?
importante per il Napoli naturalmente anche lo vengano a farsi scocciare, provare comunque a costruire qualcosa. Fanculo vai! Ma sto bastardo! E sta morendo tutto quanto, sto bastardo! Sto bastardo! Sto cornuto di merda, sabato di merda! Sto merda! Ci ha ammonito tutta la squadra, ci ha ammonito. Ci sarà tempo per pensare al match di giorno, sta per entrare anche Rebic, la mossa di Pioli per approfittare dei gol in più. Evas, Zelinski, Evas più di triangolo, Fernandez sta in campo, fisicamente condizioni eccezionali. Salvatierra, questo è il gioco di Fernandez, Sì, a Napoli sono saltati un po', diciamo, inerti, nel senso che la gestione psicologica del... Hakim ci ha ammonito, pure Hakim ha ammonito. L'espulsione di Anghissà. Espulsa Anghissà, ha ammonito chi? Ha ammonito Di Lorenzo. Ammonisce a tutti quanti, ammonisce su merda. ovviamente c'è la passione per lui ha potenziato il gol di vantaggio, poi altre giocate, ricordando che lui è nella posizione la qualità si è vista che esiste. Sì, quando si accende ci sono 2000 occasioni, però quando le ha avute sono toccate da iniziate 3 o 4 giocate per quella più importante e decisiva del gol da parte di Rebic va subito in mezzo all'area di rigore. È sul prime la partita, alla vicina. Punizione Milan Entra anche Tocchini, all'80esimo. uscito la scheda, c'è spazio per Politano, primo cambio. Poi Olivera per Mario. Tre cambi per dare anche energia fresca. Cosa grosso? Mette in mezzo, questo fuori di Lorenzo, salva anche Erz. Tiro a Stringolano, Capria. Assiste Milan, vuole approfittare di questa situazione. Tonali, Capria, Napoli deve soffrire. 8 minuti sto Non maturando. ci sarà tempo per pensare al ritorno, all'assenza, alle squalifiche, intanto deve mantenere almeno questo giro. Fernandez, alimenta l'azione, Rebic, Leao, Rebic, ancora Leao, prova a mettere in mezzo. Mania allungato, poi il Milan torna subito in questa solitudine. sono 10 minuti decisivi questi. Il Milan deve giocare con la consapevolezza per un'opportunità per creare, diciamo, qualcosa di un vantaggio superiore e Napoli deve chiaramente resistere. Politano è andato a destra e ha cambiato fascia invece Evas, eccolo qua che è andato a pensare su Calabria. Sì, mentre 4-4-1 in Napoli, è rimasto con 2 vedere Robotka in mezzo. Sacrificio per i esterni Politano è passato in fase difensiva, rimane solo a Raspadori. In avanti. Apertura per Teo. Il migliore questa sera, Leao. Non finito il suo passaggio, poi anticipo su Raspadori. Il lancio poi per tornare imprendibile. Ora la fase di recupero palla in cui non c'è meno quella di impostazione. Adesso viene in avanti con Salma Chiesa a destra, Rebic vicino a Scimpone, Leao da 4 uomini offensivi, diciamo così, Tonali 15 davanti alla difesa.
Tutto questo al 38esimo, 7 più recupero da giocare. Anticipo su Olivera, Rachmani, Dombele, lotta con Krunic, vince lui, seguito da Rebic, Dombele, Bravo, vai. Teo Hernandez torna in pallo, che favorisce Politano, finisce il gol. Ecco, la sua forza fisica è riuscita ad accorciare Hernandez, a riuscire a quantomeno a ostacolare, cioè, il primo controllo di Politano. Hernandez che era tornato, diciamo, il caldo, sì. visto dentro condizioni fisiche e psicologiche ottimali. Adesso sembra essere veramente tornato a livello top. Adesso è qui per noi. C'è il secondo allenatore di Piove, ovvero Ibrahimovic, che sta dando indicazioni perché sta dando indicazioni ai giocatori, soprattutto a San Michele. Soprattutto Ibra, andiamo a Sandro Acciari. Per raccontarvi come è nato quel triplo cambio all'alba dei 10 minuti decisivi per definiti Massimo, è nato dopo una riunione tecnica di un paio di minuti fra Spalletti e i suoi collaboratori davanti alla panchina, tutti in piedi, sono stati degli scambi di opinioni anche concitati e alla fine è nato quel triplo cambio. Gli effetti tra poco, perché mancano 6 minuti in più recupero. L'obiettivo del Napoli è mantenere questo risultato Ciao Nick. e magari c'è l'occasione anche di provare Alla prossima. Adesso lo va a cercare, però non lo trova. Tonali, che scende Serrata, Tonali accompagnato da Leao cerca Giroud, lo trova, Giroud ingabbiato, e poi perché? Raspadori. C'è Politano che vuole il pallone in profondità, atteso da Teo Hernandez, Politano lo sfida nel dribbling, è tutto solo però, lo disorienta, poi insiste ma c'è. Andiamo. Ci vuole anche il Hernandez per andare via, anche il Porto che Hernandez per muovere non è semplice da nessuno. Per dire che intanto Raspadori non si vede chi è, non ha una corsa fluida, i movimenti non sono liberi e sciolti. Si è portato bene, ecco, c'è l'aiuto, lo bocca di Lorenzo, ancora lui si gira bene, però non passa, ha recuperato Leao, poi il pallone rimane giocabile per Di Lorenzo, ancora riesce a superare Hernandez che poi va duro che è Napolitano, vince lui, a cercare Giroud, un pallone molto difficile, Dobbene, Kimmich, Dombele, lo porta, arriva per il pallone, aggredito da Rebic ma non fa. Calcio di punizione Napoli che può ispirare anche se sulle Spalletti, grande orgoglio e coraggio sta trovando anche per arrivare alla conclusione, anche quello che meno sta provando a mettere sotto pressione il Milan. Lo porta, lascia il calcio di punizione a Emas. Vuole approfittare di questa precedenza per Napoli per provare a inserire i lunghi Rachmani e Kim, anche Di Lorenzo, tutti dentro, con cross di Emas. Ecco la l'idea con la palla tesa, però c'è Tonali. Lo botta. Kim diffidato, vabbè, gioca già su scheda un buon interista segnalato. Politano, più Matteo. Ancora dribbling secco, andare sull'esterno. Vai! Mamma mia che culo! Grande parata di Megna, ancora una volta Di Lorenzo attaccante. Gran controllo e tiro improvviso, eccezionale Megna. Era quasi in ginocchio, è riuscito ad allungare la mano. Occasionissima, Napoli in 10. Martin Grossa, ancora Mucchio, Megna. Alla calcio del pallone Rachmani, Politano. La reazione del Napoli, un uomo in meno. Vai! Mamma mia cazzo! Che merda! Ciao Napo, sono passato a salutarti e mi dispiace. Avete trovato la squadra peggiore che si potesse incontrare. Che bella palla di Politano, è rimasto bene, è entrato bene, si è infilato fra Giroud e Olivera, te lo sei mangiato, cazzo! Non era facile trovare lo specchio della porta, ma Napoli che sta finendo, come dicevi tu, con orgoglio e ha creato due grandi opportunità. Due occasionissime in 10 uomini. Si meritava il pareggio, ci meritavamo il pareggio, ci meritavamo.
intanto Giroud sponda, lo porta, Salva Perez, Tonali, Napoli vicino al vetro di buone meno, spaventato il Milan che invece stava pensando e può pensare ancora al secondo gol. Pjanic, fermato da Lobotka, fornisce la recupera un buon pallone, Dombele, non gli concede spazio, tu vuoi da giocare, poi vedremo l'entità del recupero, Kier, Calabria, partita intensa fino alla fine, non ha deluso le aspettative, Milan-Napoli, Dombele, fermato da Salva Perez, arriva subito l'arbitro per evitare scintille, ma non ci sono in questo momento. Poi ha fatto una bella partita, giocata bene, giocata secondo me senza pensare al ritorno, cosa che io non ci si aspettava tanto, però non è vero queste due squadre difficilmente nel loro percorso in questa stagione hanno fatto ragionamenti ovunque siano andate a giocare in Italia. Sicuramente, Rino, quello sì. Una bella conferma anche in campo internazionale. Giroud, controllo acrobatico, Rebic, Leao, arriva lui, 1 contro 1, Leao, dal tiro secco! Non ci voleva l'ammonizione di Kim, non ci voleva. Cazzo. E l'espulsione di Anghissa. Poi conosceremo l'entità del recupero. Dombele, Napoli ci vuole provare, c'era Politano. Vai Olivera, là. Olivera prende il pass. Arriva a Calabria, chiude di tutto. Combattendo. Rimessa Napoli però, che si mantiene in zona d'attacco, vuole provarci fino alla fine Napoli. Non vuole accettare questa sconfitta, lo bocca. Olivera. Per Massa. Kim cambia tutto per Politano. Per Hades arriva prima, Leao lo aiuta, provano a lanciarsi anche Rebic, ma c'è Rachmani che spara via. Occhio al recupero, sta per essere segnalato. 5 minuti ancora da giocare. Poi tornerà Giulia Mizzoni naturalmente. Serra Feresta, Alessi Cannavaro, Pedro Capo, interviste subito a capo dei nostri inviati, essere la prima Alessandro Alciato, poi alle 15 Marco Cattaneo, con Zola, con Giulio Cesare, Ha avuto fatti complimenti per le domande. Infatti attaccato, hai visto? Grazie Destro, voglio bene Destro, grazie. Mezzadere recupera Tonali che non sente la fatica, altra grande prestazione di Tonali. Proprio il fatto di recuperare ancora, detto, quel Napoli lo avrebbe avuto un pochino avanti, a recuperare. Ancora lui, va incontro, Giroud, profondità Rebic, Marco Leao, la scelta è per Leao che però sul rimbalzo del pallone è in difficoltà, lo tiene Tifo. 1 minuto se n'è andato, ancora 4 da giocare a Milano, sempre 1-0, Calabria, si sta centrando Leao, poco per lui, ecco qua, Leao, zona tiro, prova in testo, ma vorrebbe una direzione che l'arbitro non ha visto. Una buona questo smarcamento di Leao, ha fatto un palla alla porta, non vede, si è fatto vicino, dice, reclamava una secondo questo invece il fallo non fischiato Salva perché poi ha dato origine alla ripartenza di Oliveira. Quel tiro di prima centrale con la carta di Merano, e qui invece l'occasionissima commento, strepitosa, l'abbiamo visto anche nella nazionale francese, l'ha preso l'eredità di Lloris. Tra l'altro di rigore la prima partita con la maratona napoletana. Rebic, zona tiro, l'appoggio per Giroud. Attenzione, Salva che si arriva l'azione, contatto la palla. Oh, vaffanculo, merda. C'è niente. Poi scintille, appare Salva Perez. L'arbitro è vicinissimo. Adesso aspettiamo di vedere il giocatore Che segue tutto, ovviamente. Non c'è niente. Attenzione, c'è un cartellino giallo qui per Ci immonisce tutto quanto, stu pezzo e me.
Rachmani e Salvatierza. Rivediamo. Lavoro di Giroud. Lo scontro con il Vodka. Sicuro sono un po' le gambe, non mi sembra niente. Sì, un po'. Vediamo conferma Calvarese, Giampaolo. Per me non è calcio di rigore, tutti e due cercano il pallone, combattono per il pallone e c'è un incrocio di gambe, io lascerei giocare. Cos'è fatto l'arbitro? Poi ha cominciato anche se la cazzo delle scintille, sta aspettando che arriva tutto regolare, tutto a posto, meno di tutta alla fine, forse da un piano per recupero per questo episodio. Nevetti, a cercare Politella, Salvatierza, Giroud, all'inteso con Eremic, lavora all'Opopina. Rachmani, Politano, la Spadoni, il pallone è ma facile, poi forse lo scontro controlare, ma tutto regolare anche quello, poi dopo c'è il fallo. Punizione Milan, sta per cominciare l'ultimo minuto, sempre che l'arbitro non allunghi di qualche secondo il match. E comunque il discorso qualificazione, il verdetto, diciamo così, rimane in bilico, si decideva tutto martedì a Maradona. Ora, aspettando questo minuto, possiamo dire che per il Napoli Attenzione però, La guerra sì. Giroud non lo trova, Lobotka resiste e poi subito fa. Dicevi, stiamo aspettando adesso che stai parlando da secondo. È chiaro che per il Napoli la sconfitta non è una buona notizia, però non so se la peggiore delle notizie per il Napoli, ossia quella di essere usciti con una sconfitta, perché giocare il ritorno senza Kim e chissà come leader, è un Napoli che spera di migliorare possibile. E insomma, si è capito anche questa sera l'importanza di avere un centravanti come lui, in assenza anche dell'alternativa della prima alternativa, se no la quantifica. Allora, occhio al cronometro, 5 minuti, ecco che l'arbitro probabilmente allunga. Vediamo, però sta già parlando con i collaboratori, non credo che allungherà molto, forse 30 secondi. Calabria, ultima chance per il Milan, Salvatierza. E invece non c'è tempo, finisce qua la partita, vince il Milan 1-0, il gol ha segnato Benasser. Quello che mi preoccupa è le assenze di Kim e di Anghissà. Kim che era diffidato, Anghissà espulso e poi speriamo Osimhen ci sia, perché se manca Osimhen allora siamo decimati, veramente siamo messi male. Comunque niente ragazzi, secondo me la partita questa qui di stasera, visto le occasioni, visto come se la sono giocata, per me era giusto un pareggio. Poi la differenza l'ha fatta Brahim Diaz con quel pallone in mezzo a due, con la sua giocata ha liberato lo spazio per gli attaccanti del Milan. Benasser si è inserito e ha fatto l'1-0. Poi per il resto ragazzi, una partita occasione a destra e a sinistra, secondo me è giusto il pareggio, però alla fine ha ragione chi vince, non c'è nulla da dire. E niente ragazzi, ci vediamo alla prossima live, vi aspetto per la prossima live. Buonanotte a tutti ragazzi, da Napoli l'87 come sempre aiuto, forza Napoli, perché il Napoli si ama sempre, soprattutto nelle sconfitte. Buonanotte a Rino, ad Andrea, a tutti quelli che sono stati qui in chat con me, a Destrox, a Lavicius, tutti quanti ragazzi, a Nick, tutti quanti. Buonanotte, un bacione e forza Napoli sempre. Buonanotte ragazzi, vi aspetto per il post partita, faccio il video. Buonanotte.